Ed eccomi qua, dopo 48 ore. Quanti ricordi sta canzone? Zentra, Clarity. Era all'inizio del secondo male. Era un periodo genetico, era quel periodo della SEAT, il periodo dei valori contano, ma anche le cose dei valori contano. Era la genesi di un viaggetto insieme che dobbiamo interrompere musicalmente parlando, perché sennò si va a copyright molto 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 diciamo temuto, rispettato, che non è reato, perché sennò il canale viene cassato. E allora dopo 48 ore quasi su off, dopo 48 ore con alla conta 50 e passa punture di un mix non letale, fecale di zanze, pappataci e co. Insomma, 2 giorni praticamente con... Ieri ho fatto un appuntamento biascicante qua in ufficio e ho detto al mio interlocutore, dico, ti chiedo scusa. E allora oggi un po' barbuto, che non è reato, non è neanche rimato, e con 25 secondi di Swedish di nuovo in sella, dove tocchi con mano, che per una cazzata stai KO. E certo non era un problema, erano semplicemente una quarantina, cinquantina di pappataci buon gustai che hanno detto prendiamoci questo bocconcione, e allora con l'attenzione ai dettagli a fare la differenza di nuovo in pista. Non si lamentavano perché i problemi sono altri. Io per 48 ore non ho vissuto nessun inferno, una discreta rottura di maroni, ho dormito tanto, mi sono riposato, mi sono ricaricato, mi sono ben telanato e sto di nuovo in pista. Ma secondo te sto male? E allora viva la vita, tutta la vita, bella per te. The Brian spalanca, play the game e sorridi. Che siamo fa? I problemi sono tutt'altra cosa. Snaus!